Prepariamo adesso l'anatra all'arancia. Gli ingredienti sono l'anatra, il burro, l'olio, mazzetto di salvia e rosmarino, le bucce d'arancia con il succo dell'arancia e un po' di liquore all'arancia. Dopo aver sfumato il tutto con il liquore aggiungeremo un po' di brodo. Mettiamo l'anatra in una casseruola, aggiungiamo l'olio, un po' di burro, il mazzetto di salvia e rosmarino, anche un po' di rosmarino tritato, e inforniamo. Ecco, abbiamo ultimato la cottura dell'anatra all'arancia. Dopo averla fatta rosolare per bene, abbiamo sfumato con il liquore all'arancia. Dopo che si è evaporato ho aggiunto il succo dell'arancia, le bucce dell'arancia, un po' di brodo e ho portato a termine la cottura per circa 2 ore, 2 ore e mezza, dipende anche da quanto l'anatra è grossa naturalmente. Adesso la tagliamo, ecco qua, togliamo i fili. Ecco qua, mettiamo la coscia, un po' di sugo di cottura e per decorare mettiamo una fettina di arancia. Ecco l'anatra all'arancia.